Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di eCoffee. Sigla! eCoffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Oggi parliamo di notizie veramente spinose e a fine video vi darò una chicca, quindi rimanete fino in fondo. Partiamo da una questione che viene rimbalzata da diversi giorni dalle principali testate economiche. Ci si sta chiedendo se i giganti del web, come possono essere Facebook, Amazon, Alibaba, Google e compagnia bella, paghino una quantità adeguata di tasse, soprattutto nel nostro paese dove la tassazione è molto elevata. Partiamo dal dire che purtroppo nessuno di questi colossi del web ha una sede legale in Italia e vi ricordo che le tasse si pagano quasi esclusivamente nel paese dove hai la sede legale. Questa è la ragione per cui grosse società, tra cui anche ArcelorMittal, della quale abbiamo parlato nel video qui sopra, hanno sede legale in alcuni paesi molto particolari con una tassazione un po' strana. Spoiler alert, nel prossimo futuro parleremo dei paradisi fiscali. Quindi abbiamo detto che le tasse si pagano nel paese dove hai la sede legale, ma questo non è sempre vero. Prendiamo quindi come esempio il nostro paese, l'Italia. Cosa dice la nostra legge a riguardo? Semplicemente che un soggetto che opera in Italia deve pagare le tasse per la ricchezza che genera in Italia. Questa regola vale per tutti i soggetti, anche quelli non residenti in Italia e quindi anche le imprese. Detto in parole semplici, un'azienda che non è italiana e non ha sede legale in Italia paga le tasse in Italia per quello che produce in Italia. Alla luce di questa premessa ci aspettiamo che i colossi del web, agendo anche in Italia, versino delle tasse in Italia e che il numero di queste tasse sia molto alto. Secondo un report stilato da Mediobanca, una delle principali banche commerciali d'Italia, nel 2018 i principali 25 colossi del web hanno versato in Italia 64 milioni di euro di tasse. Parliamo veramente di una cifra irrisoria rispetto ai fatturati che fanno queste aziende. Ve ne cito giusto tre. Microsoft, ad esempio, fattura 125,8 miliardi di dollari l'anno. Amazon 232,9 miliardi l'anno, è spaventoso. Google invece solo 136 miliardi. Giustamente però la tassazione non riguarda tutti questi miliardi, riguarda quanto hanno fatturato in Italia. Ora, secondo quanto stilato da Mediobanca, questi colossi del web in un solo anno hanno fatturato 2,4 miliardi di euro solo in Italia. Questo significa nell'effettivo che l'Italia può mettere mano solo sulle tasse derivanti da quei 2,4 miliardi. A questi soldi vanno ovviamente dedotti i costi, quindi sono ancora meno. Alla luce di questi elementi, Mediobanca ha stimato che il tax rate, cioè quanto pagano queste aziende di tasse in media, è del 33%. Il bello, o se preferite il brutto, viene proprio qui. Queste aziende sono state tassate molto poco. E questo è dovuto proprio al discorso che vi facevo prima di quei paesi con tasse molto basse, quindi paradisi fiscali. Questo fatto viene esplicitato molto chiaramente da un dato che adesso vi darò. Nel periodo dal 2014 al 2018, grazie proprio a questi paesi con bassissima fiscalità, Amazon ha potuto godere di 25.000 dollari di imposte in meno. E fidatevi che risparmiare 25 miliardi non è poco. A questo punto sorge spontanea una domanda. È giusto e etico che queste potenze economiche facciano questo? Secondo la legge, sì, purtroppo. Ci sono delle cose però che prescindono la legge, a mio parere. La riflessione che sto per fare non vuole colpevolizzare nessuno. Queste cose sono attualmente legali, quindi lecite. Io dico solo questo. Noi, nel nostro paese, paghiamo le tasse per due motivi principali. Il primo è la garanzia che quei soldi vengano impiegati per garantirci beni e servizi di qualità. Il secondo è che con quei soldi si adempie alla finalità redistributiva del nostro paese. Che cosa significa? Che semplicemente chi è molto povero si vede ridotto il gap con le altre persone. Insomma, grazie a questi soldi chi ha molto poco può riavvicinarsi a chi ha molto di più. Attenzione però che questo ragionamento va capito bene, perché potrebbe essere frainteso. Non si intende che tutti quanti dobbiamo avere la stessa ricchezza. La finalità redistributiva non è per allineare i redditi di tutte le persone, è per consentire le pari opportunità a tutti. Questa cosa è vera nel momento in cui io, che ho tanti soldi, pago un po' di più rispetto a chi ha meno soldi per accedere allo stesso servizio. Solo in questo modo entrambi possiamo accedere a questo servizio ed è questa l'idea di pari opportunità. Ad esempio negli Stati Uniti chi è povero non può usufruire del sistema sanitario nazionale perché non ce n'è uno.
Loro, al contrario nostro, sono costretti a pagare delle assicurazioni mediche e chi non se le può permettere non si cura in genere. Quindi la prossima volta che pagate le tasse, tenete bene a mente che potete andare in ospedale quando volete ed è una fortuna. Ora, io trovo che questo meccanismo sia molto nobile. Tuttavia, se andiamo a tassare poco i giganti del web, qualcosa non va, la questione si inverte così. Chi fattura di più paga, in proporzione a quello che ha prodotto, molto di meno. Ora voi capite che questa cosa viola un principio che sta nella Costituzione. Bisognerebbe fare qualcosa. Diciamo che è meglio finirla qui per quanto riguarda questa questione perché potrei parlarne per ore. Come promesso, adesso vi do la chicca finale. Secondo l'EPCR, European Payment Consumer Report, l'84% degli italiani risparmia il proprio stipendio. Quindi l'84% delle persone in Italia, quando prende lo stipendio, ne mette via una parte. La media europea è del 75%, significa che l'italiano mediamente risparmia molto di più degli altri europei. La risposta è semplice, purtroppo nel nostro paese c'è un alto tasso di disoccupazione, quindi per molti il lavoro è precario, la paura di perderlo è molta, perciò mettono da parte una parte del loro stipendio, scusate il gioco di parole. Insomma, risparmiano questi soldi nell'eventualità di perdere il lavoro e non sapere più cosa fare. Detto questo, seppur questo report è molto interessante, è da prendere con le pinze, o con le pinze, non ho mai capito come si pronuncia. Questa indagine è stata fatta su un campione di 24.000 persone, che è molto piccolo come numero, ed è per questo che non si sa quale possa essere l'affidabilità di questi dati. Detto questo, se il video vi è piaciuto, io vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, e come sempre, tra poco appariranno dei riquadri, con altri miei video bellissimi, quindi andate e cliccate.